E ritorniamo in diretta, al punto come dicevamo, parliamo del concerto di questa sera. In collegamento abbiamo il maestro Giuliano Carella. Buonasera, buonasera maestro. Buonasera signora, buonasera. Buonasera, tutto bene? Sì. Tutto bene, ci prepariamo per il concerto. Per il grande concerto di questa sera. Allora siamo curiosi di sapere in che cosa consiste, dove si tiene appunto questa grande opera. Il concerto sarà questa sera alle 21 al Castello Carrarese, qui a Padova. Sì. E ospitiamo un grandissimo flautista che è Andrea Griminelli. Sì. Infatti il programma di questa sera, che è un programma incentrato, come dire, sui classici dei solisti veneti, ha una parte molto importante dedicata al flauto. In particolare eseguiremo i 3 primi concerti dell'opera 10 di Antonio Vivaldi, e per l'esattezza La tempesta di mare, La notte e Il Gardellino. Sì. E poi come ultimo brano il concerto di Saverio Mercadante, del quale quest'anno ricorre il 150° della morte, compositore molto importante nel panorama dell'Ottocento musicale italiano, un concerto magnifico, tra l'altro di una grande difficoltà per il flauto solista. E il programma viene anche arricchito dall'ultimo brano basso concerto, e anche il concerto per 2 violoncelli di Antonio Vivaldi con i nostri solisti Gian Antonio Viero e Giuseppe Baruti. E questo è un brano al quale tutti pensiamo in modo particolare, perché è un concerto bellissimo che da qualche anno che non si faceva e che invece adesso vogliamo riproporre, per cui un programma incentrato sui grandi classici e, come dicevo, con la presenza di un solista straordinario. Certo, che è un solista che appunto ci ricorda le musiche, le colonne sonore di Ennio Morricone. Allora lei, maestro, insomma, meglio di lei, cosa è stato Ennio Morricone, il suo giudizio su questo grandissimo artista? Ma io penso sinceramente che è stato un compositore molto amato in vita, e in questo momento è ancora più amato perché ci si rende conto del patrimonio enorme che ci ha lasciato di melodie veramente immortali, che legate a immagini stupende hanno veramente segnato la nostra epoca. Noi questa sera Griminelli, tra l'altro, ha suonato molte volte con il maestro Morricone, ha interpretato molte delle sue colonne sonore, e questa sera alla fine del programma ricorderemo il maestro Morricone con il tema di Mission. Sì. È un brano bellissimo, un brano molto conosciuto, di solito viene suonato dall'oboe, invece questa sera lo proponiamo con il solo del flauto, e siamo felici così di ricordare il maestro Morricone in questa occasione. Certo, quindi grande evento questa sera, ore 21 Castello dei Carraresi, siamo in una cornice storica straordinaria. Sì, formidabile. Esatto, quindi ecco la manifestazione dal titolo Castello Festival 2020, e l'orchestra come ha indicato il maestro Giuliano Carella. Allora, prevendite, diciamo anche questo, il negozio Gabbia 049 875 1166, vi aspettiamo tutti, sarà veramente una serata magica. È possibile comprare i biglietti anche presso la sede dei solisti veneti in Piazzale Pontecorvo. Piazzale Pontecorvo, eccolo qui, benissimo. E poi diciamo all'ingresso del concerto, naturalmente. All'ingresso. Diciamo pure anche sabato prossimo, Parco Brentelle, ancora un altro appuntamento, mi pare, vero maestro? Noi siamo felici del fatto che veramente, nonostante il periodo travagliatissimo che tutti stiamo passando, i solisti veneti siano riusciti a riprendere l'attività in una maniera importante. Noi dopo il concerto del 21 giugno al Santo, che veramente ci ha stato un concerto molto importante, molto simbolico, molto sentito, che ci ha permesso di ritornare all'attività dopo il lockdown. Periodo, E da allora abbiamo ripreso l'attività in maniera piuttosto importante. Abbiamo aperto il Festival dell'Emilia Romagna Forlì con un bellissimo successo. Siamo stati in Slovenia a suonare nella sala filarmonica di Lubiana, una sala bellissima.
Abbiamo suonato a Villa Maser, abbiamo cambiato programmi, abbiamo delle cose importanti che ci aspettano nel mese di settembre, perché cominceremo una collaborazione molto importante con il FAI, portando in alcuni luoghi, sedi del FAI in Piemonte, in Lombardia, concerti dei solisti veneti, e ci stiamo dando da fare perché in questo momento è fondamentale, è importante non fermarsi, è importante far tornare la musica il più possibile, ed è in questo senso che stanno operando i solisti veneti. Certo. Che risposta c'è, maestro, perché avete avuto diversi incontri, diverse manifestazioni, com'è andata, insomma, ecco, anche fuori di Padova? A dire la verità è andata in maniera straordinaria, se devo essere sincero, perché c'è da parte nostra veramente un grande entusiasmo, una grande voglia di suonare, però lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di ascoltare musica la ritroviamo nel pubblico, quindi sono momenti molto intensi, sono momenti molto belli, come dicevo siamo in un momento molto difficile, ma è sempre vero quello che si dice, che insieme ce la faremo e noi ci mettiamo del nostro, siamo musicisti e questo è quello che facciamo con entusiasmo e con dedizione. Certo, e vedo anche che in altre occasioni, anche l'Arena, anche Venezia, la Fenice, insomma si stanno dando da fare e registrano veramente una risposta positiva. Quanto aiuta la musica? Ecco, forse gliel'avranno chiesto tutti, glielo chiedo anch'io, quanto aiuta la musica in queste circostanze, soprattutto l'estate, uscire, le serate fuori, questa musica che ti risveglia, che ti dà uno spirito nuovo? Ma senta, io non vorrei sembrare poco obiettivo, però è chiaro che la musica è una ricchezza straordinaria, fa parte veramente del nostro patrimonio più profondo, fa parte del nostro essere, fa parte di quello che siamo, per cui avere la possibilità di ascoltare musica, avere la possibilità di uscire per andare ai concerti è in verità un momento fondamentale del nostro essere e della nostra vita. Per cui io mi sento di incoraggiare tutti a fare questo atto di coraggio e anche di speranza, perché la musica è indispensabile, ecco, diciamola così. Certo. Allora ricordiamo ancora una volta, perché stanno arrivando dei messaggi, questa sera ore 21, Castello Carrarese, siamo appunto a Padova, concerto dei solisti veneti, maestro Giuliano Carella, che sentite la voce, repertorio straordinario, c'è anche Albinoni mi pare, giusto? Sì, Vivaldi, Albinoni, cioè che ci prepariamo al 250esimo dell'anno prossimo di Albinoni, che è uno dei compositori fondamentali del repertorio dei solisti veneti, allora diciamo che ci portiamo avanti. Certo, e quindi poi la partecipazione di Andrea Griminelli, insomma qui abbiamo detto un nome straordinario. Formidabile. Cosa vuol dire, maestro, solisti veneti, ormai un'esperienza consolidata, insomma avete raccolto successi un po' dappertutto, soddisfazione penso grandissima, a parte il periodo del lockdown. Soddisfazione grandissima e, come ripeto sempre, anche responsabilità enorme per la continuazione del lavoro del nostro formidabile maestro Simone, il mio maestro, di tutto quello che ha fatto e di questa attività che noi vogliamo portare avanti e che vogliamo portare avanti nella maniera più importante e più degna possibile. Non dico nulla, in questo anno e mezzo abbiamo fatto delle cose molto belle e si avanza con idealità, con entusiasmo, con speranza. Certo, e noi siamo felici e entusiasti, contenti dei solisti veneti, guardi, è un orgoglio padovano, me lo lasci dire, un orgoglio padovano, oltre ovviamente che internazionale, ma insomma sono la nostra... Ed è un orgoglio padovano che anch'io, da non padovano, ma da padovano adottivo, sento in maniera molto profonda. Beh, insomma è veronese, siamo vicini. Ecco, bene, allora stasera ore 21, Castello Carrarese con i solisti veneti, con il maestro Giuliano Carella, che noi ringraziamo sempre. Grazie maestro. Grazie a lei, arrivederci. Grazie maestro, grazie, arrivederci.